Papa Benedetto XVI da qualche ora scomparso. Enzo Di Natale, quanto è stato importante il suo pensiero teologico nella Chiesa cristiana? Benedetto XVI è stato certamente uno dei più grandi pensatori del Novecento, uno dei più grandi teologi. Basta ricordare tutti i discorsi che lui ha fatto e tutti i discorsi che lui preparava anche a Giovanni Paolo II, cioè il Papa precedente. Per capire chi è stato Benedetto XVI bisogna tenere presente il nome che lui scelse quando fu eletto Papa, cioè Benedetto. Scegliendo questo nome lui voleva riproporre, ripresentare, ricristianizzare l'Europa. L'Europa è stata grande nei secoli perché questa Europa è stata fondata, costruita dal cristianesimo. Ecco l'iniziativa, l'impegno di Papa Benedetto, e in quest'opera lui ha voluto anche aprire un dialogo con quei teologi che furono chiamati dissidenti, tra cui Hansi Küng, che fu molto critico soprattutto durante il pontificato prima di Paolo VI e poi di Giovanni Paolo II. Con Benedetto XVI si apre dunque un dialogo con questi teologi, tra cui, come dicevo, Hansi Küng. Benedetto XVI è stato uno dei grandi pensatori. Basta a tal proposito avere presente il discorso che fece durante la sua visita in Germania al Parlamento tedesco sul rapporto tra giustizia e legge naturale. Con Benedetto XVI dunque se ne va un grande teologo, e per capire il suo pensiero basta avere presente tutta la sua ampia produzione, che realizzò libri, discorsi, articoli, divenendo così un faro di pensiero per una umanità che spesso ha bisogno di luce.